Primo trofeo pugilistica Calaris, Aldo Rodriguez, cosa ci dobbiamo attendere? Bueno, pues hoy el punto principal es el mio incontro contra el campeón del mundo WTK, Sebastián Laplan. Quello è il punto forte della serata. Punto forte della serata, hai detto come ti sei preparato e che tipo di incontro ti attende? Penso mi attenda un incontro abbastanza impegnativo, posto che il mio sfidante combatte molto spesso, ha vinto recentemente il campionato del mondo WTK, come ti dicevo prima, e ha più ritmo di me in questo momento. Io ormai mi sto facendo grande, quindi il mio ritmo di combattimento è steso un po'. Non combatto da ottobre dell'anno scorso, quindi mi manca un po' del ritmo, è sempre un po' impegnativo fare il match così. Ti avevamo visto all'opera proprio a ottobre nell'ultimo incontro, diciamo al tema del ritmo cerchi di contrapporre quello dell'energia, della grinta, sarà un po' quello che ci dovremmo attendere anche domani sul ring? Bueno, io l'energia è quello è il mio punto forte, io esco e voglio finire il combattimento prima del limite, mi sono preparato bene, ho portato un ragazzo spagnolo che adesso non è qua, sta arrivando, che mi ha aiutato nella preparazione durante 2 mesi. Niente, penso di stare al 100% e domani darò tutto lo spettacolo che possa. Ci sono tante buone ragioni per partecipare come spettatori, non solo il tuo incontro ma una ricca card con protagonisti professionisti, semiprofessionisti e dilettanti. Ci sono 7 incontri, dei cui 2 professionisti, il mio e quello di Giuliano Lai della palestra di Elias contro Marco Loi della Juan Manchay, uno semiprofessionista che combatterà Alessandro Cambazzu, che è del mio team, contro Roberto Venosa di Alessandro Cozza, e poi 4 incontri dilettanti, di cui 2 di donne. Uno lo farà Miriam Fani, che è una mia atleta, e altri 2 ragazze, una della Huazzai e l'altra di Olbia. Volevo ringraziare a tutti gli sponsor che hanno fatto possibile questa manifestazione, iniziando per il Non Stop Bar che ci ha accolto per fare questo peso oggi, e poi niente, vi aspetto domani a Decimomannu nel palazzetto di Via Lenoa d'Erborea alle 20:00.